1,2 miliardi di euro e il Mose comincia a vedere il traguardo. Il modulo sperimentale elettromeccanico a difesa di Venezia riceve nuovo ossigeno e va verso l'ultima tranche dei lavori, anche se la data termine slitta di un anno e si sposta al 2017. E proprio stamattina, per la prima volta, gli interi 420 metri di paratoie mobili si sono alzati tutti insieme, senza intoppi, a dimostrare che tutto funziona, è tutto oliato. Era oliato in un altro senso. Anche il Mose della Cricca del Veneto, quello che l'autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha voluto commissariare. Il Mose, suo malgrado divenuto simbolo del malaffare, attende quindi la nomina di un nuovo supervisore esterno, ma l'iniezione di fondi almeno assicura la continuazione della mastodontica opera ingegneristica. È effetto dello sblocca Italia, che sblocca anche l'iter per la Valdastico Nord in direzione Brennero e per l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Verona-Padova, così come per un'altra poderosa infrastruttura, la Orte Mestre. L'arteria stradale è già progettata, ma probabilmente al momento anche la più avversata d'Italia. Era stata fermata dalla Corte dei Conti nel luglio scorso, ora è arrivato il bypass. Noi come associazioni e come rete di associazioni, assieme alla Stop Orme, che è una rete interregionale, ci muoveremo sui ricorsi amministrativi. Una manifestazione era già stata organizzata per venerdì 14 novembre a Mestre in concomitanza con lo sciopero generale nazionale indetto da molte sigle sindacali, ma per i comitati assume un nuovo significato. L'attacco è durissimo. Accusano il CIPE di regalare 1.800 milioni alla Jeffip Holding di Vito Bonsignore per un'opera, affermano, che peserà sul debito pubblico per almeno altri 10 miliardi di euro. Questo progetto non sta in piedi nemmeno nelle previsioni del proponente, non c'è traffico sufficiente per ripagare un investimento di questo tipo, non c'è nessuna necessità, nonostante tutto questo si vuole continuare su questa strada devastante.